La Bartocini Fortinfissi Perugia si arrende soltanto al tiebreak contro la Unet Work Busto Arsizio, al termine di un match equilibrato che ha visto le ragazze umbre tornare in partita dopo aver perso i primi due set. L'avvio di primo set è per le perugine che si portano sul 5-2 con Albrecht, Busto però raggiunge la parità con Gennari. La partita scivola via punto a punto e l'errore di Velkova dà il 12-12. Comincia il punto a punto che arriva fino al 21, ma sul finale il colpo di reni di Busto con Gennari può chiudere 23-25. Nel secondo set ancora grande equilibrio in avvio. Angeloni regala il 4-2 alle magliette nere in il muro di Busto Arsizio confiziona 2 punti consecutivi per il 4-5. Le imprecisioni continuano a farla da padrone e dopo l'attacco fuori di Colas, Mazzanti chiama timeout sul 10-12. Il margine persiste nonostante i guizzi di Perugia e Polter chiude 23-25. Nel terzo set la Bartoccini Fortinfissi Perugia tira fuori l'orgoglio dopo il recupero che la porta sul 13 pari. Lì inizia la fuga in avanti trascinata dai colpi da capitano Angeloni. Anche il muro umbro cresce ed avendola meglio su una contesa a rete ad anni di Olivotto, le umbre conquistano il set 25-17. Nel quarto Gray dal 3-4 alla 1 T-Work, Angeloni non ci sta e Perugia rimonta sul 6-5 con Fenoglio che chiama subito timeout. Le lombarde si riavvicinano sul 18-17 con la panchina di Perugia che ferma il gioco per togliere il ritmo alle avversarie. A Velkova non trema, Angeloni ed Ortolani le danno manforte ed è 21-17. Le ragazze umbre allentano la tensione sul finale di set. Busto recupera, ma ormai l'indirizzo è ben preciso perché termina 25-23 con Colas. In avvio di tiebreak a Mingardi a dare il 2-4 a Busto Arsizio. Poi le perugine recuperano e dal cambio campo il tabellone segnala il punteggio di 8-6. Gennari picchia forte per la parità a quota 8. La Unet Work non molla e Mazzanti ferma il gioco sul 9-10. Ortolani ristabilisce l'equilibrio 11 pari. Sul finale però Busto preme l'acceleratore e la solita Mingardi, MVP della gara, sigla il 12-15 regalando vittoria e 2 punti in classifica alle lombarde. Sì, noi siamo venute qua veramente, volevamo avere questa svolta, nel senso che venivamo da un periodo veramente difficile, con tante sconfitte, stasera è importante portare a casa la vittoria. Sicuramente è stata una partita molto difficile, siamo partite molto bene i primi due set, abbiamo avuto un calo nel terzo che abbiamo pagato un po' del quarto, anche con l'infortunio di Giulia che comunque per noi è fondamentale in campo. Detto questo sono contentissima del rapporto di tutte le mie compagne, Asia, Chiara, che sono comunque ragazze giovani, hanno avuto veramente carattere e abbiamo portato a casa la partita.